Ascolta, puoi farmi di tutto sino a che te lo permetto. Ma c'è una cosa che non devi fare, non sottovalutarmi. Mai. Usava TikTok come un diario, postava video, ce ne sono decine sul suo profilo, aggiungeva la musica, lo sguardo lontano, la sigaretta in mano. I suoi messaggi erano questi. L'ho amato profondamente, con una sincerità che credevo condivisa. Per te ero pronto a tutto, a scalare montagne, a attraversare oceani. Ma hai scelto di tradire questa fiducia. Il mittente era lei, Vanessa, forse? Come un leone ferito, le parole sono amare e sembrano chiamare vendetta. L'uomo che innamorato non si piega. Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato. Ma se mi manchi di rispetto, ti mostrerò perché ho il cognome di mio padre. I video diventano inquietanti, come questo. La voce parla in francese, c'è una data, 16 novembre 2021. Non mi mettere mai nelle condizioni di essere una persona senza cuore, posta in un altro video. Non troverai nessuno con la stessa fiamma ardente, dice ancora. Una dichiarazione d'amore e di guerra. Ed è un uomo invece scosso e sotto shock, quello che l'avvocato Remo Lot, assegnato d'ufficio insieme a Chiara Mazzucato, avvocato e sindaco di Cairano San Marco, riferisce di aver incontrato nella notte, dopo essere stato convocato dai carabinieri. Scosso, molto abbattuto, un po' confusionario, come penso fosse comprensibile, forse insomma, ecco. E quindi ho scambiato solo poche parole su come stava, votava, insomma, non parlava in maniera. Lui sembrava. Questa mattina in carcere gli ha fatto visita invece la collega Mazzucato. Gli avvocati sono in attesa ora di ricevere la notifica di convalida del fermo.